Via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, una strada diventata una pista da corsa, ma anche una strada dai continui cedimenti. Due problemi di cui uno, quello della velocità, scarsamente attenzionato da chi di dovere. Riguardo il cedimento della strada, invece, il nuovo cedimento, l'attenzione è stata immediata, così questa mattina in via Alessio Di Giovanni sono arrivati gli operai di AICA e la polizia locale, intanto per transennare la zona in attesa di verificare il danno. È molta naturalmente l'apprensione per gli abitanti della palazzina accanto a quella che appare come una vera e propria voragine. Quello che serve adesso è la messa in sicurezza con urgenza, evitando di lasciare un'altra transenna, chissà fino a quando, così come si è abituati ormai a vedere in giro per la città. Staremo a vedere se i tempi di intervento saranno veramente celeri, come quelli di questa mattina con l'arrivo degli operai e della polizia locale. Noi seguiremo l'evolversi della situazione.